Tiraria di smobilitazione all'Ars, e non solo per il turno amministrativo che domenica e lunedì prossimi vedrà l'atto finale con i ballottaggi a Palermo, Agrigento e Trapani, ma anche e soprattutto per le ormai certe ed imminenti dimissioni del presidente della regione Raffaele Lombardo, che comporterà lo scioglimento anticipato dell'Assemblea come avvenne nella precedente legislatura. E che l'aria appunto sia di smobilitazione lo si è visto stamani, quando per l'assenza del governo in aula, che avrebbero dovuto votare disegni di legge sui fondi globali e lo sviluppo con le norme slacciate dalla finanziaria, il presidente Francesco Cascio ha rinviato la seduta al 22 maggio alle 11. Cascio ha spiegato in aula che è stato il governo a chiedere qualche giorno in tempo in più. Non possiamo andare avanti sia perché manca il governo, ha detto Cascio prima di chiudere i lavori, sia perché manca la copertura finanziaria alle due leggi. Concetti che Cascio ha ribadito ai giornalisti parlando di epilogo della legislatura. Occorre salvare il salvabile, ha detto, e poi andare a votare. È proprio il partito di Cascio, il PDL, dopo aver tentato la carta della mozione di sfiducia a Lombardo, tenta adesso quella della raccolta delle firme di 46 deputati per sciogliere l'Ars. Liberiamo i siciliani, è l'appello, e torniamo alla volontà popolare tradita per 5 anni al prezzo elevato di una sofferenza senza precedenti di lavoratori disoccupati, a vantaggio di qualche esperto per il censimento dei passeri e per la valorizzazione delle asine in produzione di latte. Le vicende giudiziarie, il popolo che soffre, il governo dei tecnici che fallisce, il bilancio che non funziona, i fondi europei perduti non bastano per andare a casa. E se il PDL lancia la sfida, preoccupati si dicono i sindacati con in testa la CISL, che si dice disgustata della volontà espressa dal governatore Lombardo di un nuovo governo regionale di tipo balneare elettorale, e sollecita lo Stato a non assistere passivamente al declino economico, sociale e finanziario della regione. Con un'economia impicchiata, sottolinea il segretario regionale Maurizio Bernava, è inammissibile affidare la regione alla logica delle trame e delle beghe elettorali. Allo Stato il sindacato chiede di non stare alla finestra e di assistere e accompagnare tecnicamente l'isola perché esca fuori dal tunnel.